Perfetto, buongiorno a tutti, buongiorno a voi che siete qua, buongiorno a voi che ci state seguendo da casa, a te che ci stai ascoltando magari in un secondo momento. È sempre un piacere poter essere qui in chiesa, poter parlare con i fratelli, incontrare i fratelli, lodare con i fratelli. E su questo mi vorrei soffermare stamattina, perché una domanda che ci dobbiamo porre sempre quando la domenica veniamo in chiesa è: perché? Chi me lo fa fare? Che sembra una domanda molto banale, però per chi viene in chiesa da tanto tempo ogni tanto è utile rifarsela, perché magari andare in chiesa può diventare routine, ascoltare il culto durante la settimana mentre stai lavando i piatti può diventare una semplice routine, una semplice abitudine. Perché lo stai facendo? Per chi di voi magari conosce qualche canzone a memoria, probabilmente ha già sentito parlare di questo versetto, ma la risposta ce la dà direttamente la Bibbia. Lo possiamo trovare in Romani, capitolo 11, versetto 36, famosissimo, in cui sta scritto: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Per Cristo. Noi stiamo qualificando la tua giornata, la tua mattinata, è il motivo per il quale ti svegli la domenica la mattina presto. Per Lui sono tutte le cose. Questo ci dice la Bibbia. E perché dovremmo dare questo piccolo pezzo della nostra giornata a Dio? Perché Lui ci ha dato tanto. Noi stiamo soltanto restituendo una piccola, minuscola parte di noi per questo Dio che con la sua infinita grazia ci ha salvato e ci ha donato qualcosa di molto più di valore, la vita eterna. Perciò in questo momento io vi chiedo di alzarvi in piedi e vorrei iniziare con una preghiera per poi passare la parola al gruppo di lode. In questo momento non dico dimentica i tuoi problemi durante la settimana. La chiesa non è esattamente il posto in cui lasci i problemi fuori, vivi il culto, poi esci e li riprendi all'uscita. No, entra con i tuoi problemi in chiesa e ponili ai piedi di Cristo. Non lasciarti distrarre da quei problemi, ma lasciali ai piedi di qualcuno che sai può essere la soluzione. Preghiamo insieme. Padre, noi in questa giornata ti vogliamo ringraziare. Siamo grati, Padre, per avere questa opportunità di stare insieme ai fratelli, di poter pregare, di poter lodare insieme il tuo santo nome, perché noi riconosciamo che tu sei grande, tu sei degno e solo tu, Padre, meriti tutto questo. Noi oggi, Padre, ti vogliamo santificare questa parte del nostro tempo e dedicarla esclusivamente a te. Vogliamo vivere la tua grazia, Padre. Perciò in questo momento ti preghiamo, tocca i nostri cuori, permettici, Padre, di poter vivere questo culto nella tua pace. Benedici poi il momento della parola, benedici il momento della lode, benedici il momento delle offerte, Padre, e permettici di vivere insieme a te questo momento. Tutto questo noi ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme il nostro Signore. Così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io
ciò che hai fatto in me. E possiamo dichiarare che colui che è morto e risorto per salvarci dai nostri peccati, e possiamo dichiarare che lui è degno, che è santo, e che possiamo gioire alla sua presenza perché lui ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, sei, questa è la grazia tua, che t'ho finito amore, hai preso il posto mio, portato in pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto per me. Che possiamo continuare a gioire alla sua presenza perché lui ci ha liberati e possiamo vivere qua sulla terra una vita libera. E penso che ognuno di noi abbia sperimentato questo, sperimentato la cura, la guarigione del Signore, tutto ciò che abbia sperimentato, il modo in cui il Signore provvede alle nostre necessità in ogni momento, e che possiamo continuare a gioire perché lui ci ha liberati. Nulla mi separerà, anche se mi agiterò, il tuo amor non sbaglia.
E dopo aver cantato ciò, che possiamo dichiarare con la prossima canzone che la presenza di Dio è tutto ciò che ci serve su questa terra. Non abbiamo bisogno di nient'altro nelle nostre vite, non abbiamo bisogno di tutte quelle cose che riteniamo necessarie, di tutte quelle cose che ci fanno andare in paranoia, in ansia, in agitazione. Abbiamo bisogno soltanto della presenza di Dio, che ci conforta, che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, non che vogliamo, ma di cui abbiamo bisogno, e Lui sa. E dichiariamo questo con la prossima canzone. Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà, la tua presenza il cielo per me, la tua presenza è il cielo per me. Tesoro dal mio cuore, anima nella mia fragilità, Redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. L'ultimo ritocco aspetterò, in quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà, la tua sorgente non si esaurirà, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Signore, che noi possiamo davvero vivere tutto ciò che abbiamo cantato fino ad adesso, Signore, che possiamo davvero
vivere il fatto che niente ci possa soddisfare se non la tua presenza, Padre. Perché è così, Signore, è davvero che noi possiamo ritornare a te, che noi possiamo ritornare a riconoscere quanto degno, quanto glorioso sei, quanto meraviglioso sei, quanto amorevole sei, che possiamo riconoscere davvero che la tua presenza è la cosa più importante per le nostre vite, che la tua presenza è l'unica cosa necessaria, che possiamo davvero continuare a stare alla tua presenza, Signore. E ti ringrazio perché so che sei qui oggi in mezzo a noi, Signore, e che ti chiedo che tu possa toccare i cuori di ognuno di noi che ha bisogno di sentire qualcosa da parte tua, Signore. Non so con quali necessità, con quali bisogni i miei fratelli e le mie sorelle sono venute qua oggi, Signore, ma che tu possa ascoltare i loro cuori, che loro possano sentirsi ascoltati, Signore, e che tu possa parlare a loro, che loro possano anche consegnare tutte queste cose a te, riporre tutte queste cose che li preoccupano nelle tue mani, e che possano ricevere la tua pace, che possano ricevere la tua serenità o la tua guarigione, se è quello di cui hanno bisogno, Signore. Ti ringrazio, Padre, per la tua presenza. Nel nome santo di Gesù. Amen. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande.
Signore, ti ringrazio nuovamente per la tua presenza, ti ringrazio per ogni persona che è venuta oggi. Signore, ti chiedo di benedire le loro vite. Ti chiedo che il predicatore di oggi, Signore, possa essere usato intensamente da te, Signore, che tu possa parlare attraverso di lui, Signore, e che tu possa raggiungere i nostri cuori, Signore, che noi possiamo ricevere il messaggio che hai da darci questa mattina, Signore, e che possiamo accettare, Signore, tutto quello che ci dirai, Signore. Non so se magari ci darai una risposta, se magari ci darai una condizione da rispettare, Signore, per poterci liberare di qualcosa, Signore, non lo so, ma che noi possiamo arrenderci a te, alla tua presenza, al tuo amore, che possiamo ricevere quello che hai da dirci questa mattina, Signore, e che possiamo lasciare tutto e seguirti, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Agora sì. Adesso sì. Buongiorno a tutti. C'è qualcuno qui che non mi conosce ancora? Hai visto, Sam? Io mi chiamo Junior, molto piacere, sono della chiesa di Padova. Mia moglie Camilla, bellissima. Siamo nella chiesa di Padova già da circa 7 anni, praticamente, 7 anni. E questa mattina sono stata invitata a portarvi la parola di Dio. Il testo che vedremo stasera è il testo di Luca 12, dal 22 al 34. Leggiamo insieme. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di ciò che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito. Considerate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi quanto più degli uccelli valete. E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere alla vostra statura un solo cubito? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché siate in ansia per il resto? Considerate come crescono i gigli, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede. Anche voi non cercate che mangerete e che berrete, e non state in ansia, poiché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccolo gregge, poiché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e fatene elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro che non venga meno nei cieli, dove il ladro non si accosta e tignola non guasta. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Preghiamo. Grazie Padre per questa opportunità di, come famiglia, come Chiesa, offrirti culto. E in questo momento ti chiedo che tu possa parlare al nostro cuore e trasformarci in qualche modo, Padre, perché possiamo essere sempre più vicino a Gesù, che è il nostro esempio. Grazie per tutto, in nome di Gesù. Amen. Quando facciamo una esposizione biblica di un intero testo, mi piace guardare da 3 aspetti diversi. Insomma, prima possiamo cercare di trovare il problema che è trattato in quel testo, poi la soluzione
tra virgolette, di Dio, quella azione di Dio verso quel problema lì. E per ultimo la missione, cioè il nostro dovere come Chiesa per contrastare quel problema che ha portato lì. Il primo punto quindi, il problema. Qual è il problema trattato? Il testo inizia parlando di ansia, di preoccupazione, ma finisce parlando di tesoro. All'inizio forse non riusciamo a capire esattamente cosa c'entra una cosa con l'altra. Questo perché il testo che abbiamo appena letto, è la continuazione di un altro testo. Il primo verso, il verso 22, inizia con «Poi», disse ai suoi discepoli, «perciò vi dico». Quindi riusciamo già a capire che è successo qualcosa prima. C'era una storia. E se c'è un perciò è perché probabilmente quello che abbiamo letto è una spiegazione di qualcosa che era successo. Vi chiedo se nonostante il testo sia proiettato qui, se avete le vostre Bibbie, vi chiedo di aprire e mantenere aperte su questo testo, perché durante la predica faremo un po' di avanti e indietro, ma manterremo sempre questo testo in vista. Il testo precedente, se riuscite a guardare nelle vostre Bibbie, è nel capitolo 12, dal 13 al 21. Cosa era successo lì? C'era Gesù che parlava con la folla, probabilmente i suoi discepoli erano un po' più vicino a lui, e a un certo punto qualcuno alza la mano e «Maestro, di a mio fratello che condivida la eredità con me». E lì Gesù l'ha risposto, ma scusa, che c'entro io con questo? Cosa c'entro io con l'eredità del tuo fratello, la tua? E dal verso 15 in poi Gesù dice così: badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. Qui Gesù inizia a raccontare una storia per dare un esempio. La campagna di un certo uomo ricco fruttò in abbondanza. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Ha avuto molto più di quanto poteva aspettarsi, e la sua dubbia è: ma cosa faccio con tutto questo? Ho ricevuto una benedizione da parte di Dio, ho ricevuto molto più di quanto mi serviva, molto più di quanto mi aspettavo, e cosa farò con questa benedizione? E la sua decisione è questa, verso 18. Questo farò: demolirò i miei granai e ne fabbricherò di più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e poi dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Cioè, quell'uomo che aveva appena ricevuto una benedizione da parte di Dio ha deciso di tenersela per sé, diciamo così, mettiamo in questo modo, e di preoccuparsi con il suo futuro. Se io mi tengo tutto per me, non dovrò mai più lavorare, non dovrò preoccuparmi se avrò cosa mangiare o cosa vestire, perché sarò a posto. Quindi tengo tutto per me e così sto tranquillo. Metto la mia pace, ripongo la mia pace, si dice così? La mia pace nei miei beni materiali, in tutto ciò che ho ricevuto, in tutto ciò che tengo. Tutto ciò che tengo, giusto? E il verso 20 c'è la risposta di Dio. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? In altre parole, Dio ha detto: tu non hai deciso di
di tenere per sé tutta la benedizione che ti ho dato, allora tu non avrai neanche l'opportunità, neanche l'occasione di godersi di tutto questo. Stanotte stessa la tua anima ti sarà ridomandata. Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Verso 21. Gesù in questo testo non condanna affatto la ricchezza, ma l'avarizia, cioè l'amore al denaro, l'amore ai beni materiali. Quante volte anche noi non riceviamo una benedizione da parte di Dio e decidiamo di mantenerla per noi, invece di condividerla. Perché lo facciamo? Quell'uomo ha deciso di riporre, come abbiamo detto, la sua pace, tra virgolette, la certezza del suo futuro, nelle sue ricchezze, nei suoi beni materiali, nelle sue forze, cioè ha deciso di prendere per mano il suo futuro e dire da qui in poi controllo io la mia vita. Quante volte non facciamo anche noi la stessa identica cosa? Una volta un conosciuto, una persona che conoscevo, cristiana, dirò un oggetto per non... Lui aveva un oggetto che costava poco. Questa storia è vera, E a un certo punto ha ricevuto una benedizione da parte di Dio, un suo amico lo ha regalato un oggetto simile, quello che gli serviva, molto più nuovo, molto più costoso. E lui aveva compreso che quella era una benedizione da parte di Dio. Mi ha detto proprio in queste parole: Dio mi ha benedetto, guarda cosa ho guadagnato. Che bello, sono felice per te. In quel momento ho pensato, perché per me sembrava una cosa un po' ovvia, avevo un oggetto di basso costo che però sono altre persone che non ce l'hanno neanche questo. Ho ricevuto una benedizione da parte di Dio, ho ricevuto qualcosa di molto più bello, molto più costoso, molto meglio. Cosa faccio con quell'altro oggetto che avevo? Io pensavo, ho ricevuto una benedizione, benedico anch'io un'altra persona che non ha condizione. Io ho chiesto a lui: che bello, e cosa hai fatto con quello che avevi? L'ho venduto. Insomma, è questo che lo facciamo di solito. A volte non riusciamo neanche a capire che quello che riceviamo è una benedizione da parte di Dio. E se non riusciamo a capire neanche questo, come faremo per benedire gli altri? Come faremo per utilizzare tutto quello che Dio ti ha dato, ci ha fornito, per benedire anche noi e le altre persone? Quindi possiamo dire che così come quell'uomo ha tenuto tutto per sé, perché era preoccupato con il suo futuro, nonostante il primo testo che abbiamo letto parli di ansia, di preoccupazione, l'ansia e la preoccupazione non sono un problema in sé, ma sono quello che capita, cioè l'effetto di un problema, oppure la causa di un problema. O la preoccupazione ci porta a commettere un errore, o è la conseguenza di un errore. Bene? Quindi, se il testo che abbiamo letto di Luca 12, dal 22 in poi, parla di preoccupazione, e abbiamo visto nel testo precedente che quell'uomo che Gesù ha raccontato la sua storia nella parabola, se è come conseguenza della sua preoccupazione per il suo futuro, ha deciso di confidarsi nelle sue ricchezze, nei suoi soldi, nei suoi beni, cioè nelle sue proprie forze, possiamo dire che il problema trattato nel testo è che la preoccupazione o l'ansia è in realtà un riflesso della nostra mancanza di fiducia in Dio. E questo è il primo punto che vedremo questa mattina. La preoccupazione e l'ansia è il riflesso della nostra mancanza di fiducia in Dio.
Poi Gesù inizia a parlare ai suoi discepoli per trattare giustamente di quel caso lì, di quella preoccupazione che quelle persone avevano. Ha iniziato a spiegare ai suoi discepoli. E lì iniziamo dal verso 22, leggiamo il 22 e 23. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di ciò che mangerete, né per il corpo di chi vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo è più del vestito. Qui dobbiamo fare attenzione su un punto. Mi pare ovvio, però è sempre bene ricordare. Gesù sta parlando sulla preoccupazione e non sulla azione. Cioè non vuol dire che non dobbiamo lavorare, non dobbiamo fare niente, possiamo stare in casa rilassati, tranquilli, a posto, perché Dio si prenderà cura di noi. Non è questo l'argomento trattato. Dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare tutto quello che possiamo, ma queste cose non devono occupare un posto al nostro cuore. È di questo che si tratta. Non dobbiamo essere in ansia, non dobbiamo avere questo genere di preoccupazione, perché sappiamo che Dio si prende cura di noi. Gesù in seguito inizia a trattare il problema di due aspetti diversi. Il primo, per contrapporre la mancanza di fiducia in Dio, inizia a dare esempi di che Dio si prende cura di noi, e questo lo vediamo nei versi 24, 27 e 28. Considerate i corvi, non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete. Considerate come crescono i gigli, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettato nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede. Il nostro Dio, che si prende cura dell'erba e degli uccelli, sicuramente si prenderà cura di noi. Nei versi 25, 26 e 29 e 30, Gesù tratta l'argomento del secondo punto di vista, diciamo, che è dando esempi che noi non siamo neanche in grado di avere il controllo sulle nostre vite. Quindi la preoccupazione o l'ansia è una cosa di tutto inutile per noi, perché non riusciremo a cambiare assolutamente nulla. Cosa dice in questi versetti? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere alla sua statura un solo cubito? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansia per il resto? Anche voi non cercate che mangerete e che berete? Non state in ansia, poiché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Quindi i due aspetti trattati da Gesù è che la preoccupazione o l'ansia non farà cambiare assolutamente nulla. Io sono preoccupato perché magari questo mese le bollette saranno troppo costose. E preoccuparsi cosa cambierà? Sicuramente non farà abbassare il valore. Possiamo cambiare qualcosa? Non siamo in grado. Il secondo aspetto trattato da Gesù è che possiamo stare tranquilli che Dio si prende cura di noi. La preoccupazione non è affatto qualcosa che dovrebbe fare parte della vita del cristiano. Abbiamo un Dio che Lui sì si preoccupa per noi e prende cura di noi. È su di Lui che dobbiamo gettare le nostre ansietà e le nostre preoccupazioni. Il testo di Prima Pietro 5, 6, 7 dice così: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di noi. Se il primo punto trattato, che è il problema, è che la preoccupazione è un riflesso della nostra mancanza di fiducia in Dio, possiamo dire che la grazia, cioè l'azione di Dio verso il problema, il secondo punto, è che possiamo fidarsi
che Dio si prende sempre cura di noi. Dio si prende sempre cura di noi. E qui arriviamo al terzo punto, quello un po' più lungo, che è la nostra missione, il nostro dovere come Chiesa, come quindi dobbiamo comportarsi. Qual è il nostro ruolo in tutto questo? Verso 31 dice così: cercate piuttosto il suo regno e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Dobbiamo certamente lavorare per avere una vita migliore, una migliore qualità di vita, per avere i vestiti da indossare, il cibo da mangiare. Dobbiamo assolutamente cercare di fare tutto questo. Ma lo scopo della nostra vita, il nostro obiettivo, la nostra priorità deve essere sempre il regno di Dio. E cosa vuol dire che tutte queste cose vi saranno sopraggiunte? Qui facciamo solo un po' di attenzione perché questo verso spesso viene utilizzato fuori contesto. Non vuol dire che Dio ci darà tutto, ma tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Cosa bere, cosa vestire, cosa mangiare. Vuol dire soltanto questo? No, non è questo. Il messaggio è che Dio ci darà quello di cui abbiamo veramente bisogno. E di questo possiamo fidarsi di Dio. Non ci darà quello che vogliamo, a volte sì, perché a volte quello che vogliamo c'entra con quello che Lui vuole per noi, ma a volte no. Possiamo essere sicuri che Dio ci darà sempre quello che abbiamo veramente bisogno. Questo vuol dire prendersi cura di noi. Dobbiamo quindi cercare per prima cosa il regno di Dio. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se magari ho ricevuto un dono da parte di Dio, e per dono possiamo dire anche una capacità, se ho la capacità come Aleph di suonare il basso, è il basso che suona Aleph? Di suonare il basso, o Samuel che suona la tastiera, Edoardo che suona la chitarra. Questi doni, queste capacità ci sono state date per utilizzare nell'opera di Dio. È questo il nostro scopo. Se so fare qualcosa di diverso che magari non tutte le persone sanno fare, come devo utilizzare questo per l'opera di Dio? Non necessariamente in chiesa, non vuol dire questo, ma sempre con lo scopo di servire a Cristo Gesù. Se Lui ci benedice in qualsiasi modo, lo fa per fare in modo che anche noi possiamo benedire gli altri. Come quell'uomo della parabola che abbiamo letto all'inizio, che aveva ricevuto una benedizione, però lui ha scelto di tenere tutto per sé. Non è questo che deve fare un cristiano, non è questo che dobbiamo fare noi. Se riceviamo qualcosa da parte di Dio, dobbiamo pensare per prima cosa come utilizzare per la sua opera, per benedire anche noi, gli altri. Ma perché Gesù ha scelto proprio l'esempio di qualcuno che ha radunato ricchezze? Questa sia una bella domanda. E ragionando un po' sopra, sono arrivato alla conclusione, mia conclusione, di che forse perché quando parliamo di soldi, questo sia il nostro punto debole. Ovviamente non per tutti, alcune persone hanno più facilità di lidare con i contanti, con i soldi. Però per la maggior parte non credo sia così. È più facile condividere con la Chiesa la mia capacità di suonare un strumento che condividere i miei guadagni con un fratello che ne ha bisogno. Perché? Perché quando mettiamo le mani nelle nostre tasche, pensiamo sempre, ma forse questo mi mancherà nel futuro. Devo badare prima a me stesso, alla mia famiglia, alla mia moglie,
ai miei figli. E non pensiamo che è Dio a occuparsi di questo, non noi. Tendiamo sempre a voler prendere il controllo su tutto. Forse sia questo il motivo perché Gesù ha parlato di soldi. Se leggiamo i versi 32 e 33, Gesù ci offre sia conforto che istruzioni di come noi come cristiani dobbiamo agire. Non temere, o piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e fatene elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro che non venga meno nei cieli, dove ladro non si accosta e tignola non guasta. Ovviamente Gesù non sta dicendo che dobbiamo vendere tutto quello che abbiamo e vivere senza niente, non è questo il punto, ma che non dobbiamo attraccarci, si può dire così, ai beni, ai soldi, non dobbiamo essere presi da queste cose. Se andiamo a leggere un po' più avanti nel capitolo 18 del libro di Luca, c'è la storia del giovane ricco che si avvicina a Gesù. Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? E lui inizia a istruirli. Lui risponde che fa tutte quelle cose da quando era piccolo. E Gesù, allora, conoscendo il cuore di quel ragazzo, lo dice: allora, vende tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e così avrai un tesoro nel cielo. Lui cosa ha fatto? Si è rattristato, si è girato indietro e se n'è andato. Perché? Perché i suoi beni materiali, le sue ricchezze, erano più importanti per lui che avere la vita eterna. Ha sentito dalla bocca del proprio Gesù cosa doveva fare, ha deciso di non farle. Perché? Per lui forse era troppo importante avere, tra virgolette, il controllo della sua vita, o i suoi lussi, non lo so. La cosa interessante qui è che sia nel verso 33 che con il giovane ricco, nel capitolo 18, Gesù dice: fate elemosina, e poi al giovane ricco: vende e distribuiscilo ai poveri. Il messaggio che Gesù ci sta dando è: fidatevi di Dio, unica e esclusivamente di Dio. E fratelli, quando non abbiamo niente, quando guardiamo il nostro conto bancario e c'è lì proprio zero, quando non abbiamo niente nel portafoglio, se qualcuno di voi, spero di no, ma se è capitato a qualcuno di voi, lì viene un po' la disperazione. Perché succede? Perché abbiamo quel sentimento che non siamo in grado di controllare il nostro domani. Ma è proprio lì che dobbiamo fidarsi di Dio. È questo il punto. E Dio si prende cura di noi. Sì, è vero, può farlo in tantissimi modi, ma può farlo soprattutto e principalmente attraverso la Chiesa. Noi come Chiesa abbiamo l'obbligo di partecipare alla sofferenza dei nostri fratelli. Vi racconto una breve storia. L'anno era 2016-2017 più o meno, ti ricordi? Era un campeggio di giovani della nostra chiesa in Brasile, credo circa 300 giovani da 18 a 30 anni. E il predicatore di quel campeggio lì era stato invitato, non era uno della nostra chiesa, era un pastore di una piccola chiesa di campagna. E, se non mi sbaglio, lui era arrivato in ritardo già il primo giorno perché aveva avuto un problema con la sua macchina. Mi pare che ha dovuto prendere una macchina in prestito per andare al campeggio, che era in una città diversa da quella in cui
in cui viveva. E lì ci ha iniziato a raccontarci che la macchina era andata in officina per riparare. Era una macchina molto molto vecchia, secondo lui non sapeva neanche come funzionava ancora, e che non aveva idea di come farebbe per pagare la manutenzione e il riparo di quella macchina. Ma lui era tranquillo, perché quella macchina non era per un uso particolare, diciamo. Lui utilizzava per andare in chiesa, utilizzava per portare le persone a chiese, utilizzava per fare visite alle famiglie di quella chiesa. Era una chiesa molto piccola, semplice. Le persone, molti non avevano neanche condizione di andare da sole in chiesa. Era per questo che lui utilizzava quella macchina. E quel pastore era tranquillo, perché sapeva che in qualche modo Dio avrebbe preso cura di lui. La macchina non apparteneva a lui, la macchina apparteneva a Dio, era per realizzare la sua opera. Era un campeggio di 3 giorni, se non sbaglio, e nell'ultimo giorno, la mattina, prima di iniziare il culto, abbiamo deciso di fare una raccolta tra i giovani. E di solito non si porta, non è che prima di andare a un campeggio si passa da un bancomat per prelevare. Porta quello che hai in portafoglio e quelli che ce l'hanno qualcosa, perché sono giovani. La maggior parte verso 18-20 anni. E comunque abbiamo sfidato i giovani di fare questa raccolta. Hanno chiesto a quelli che volevano di tornare nelle loro stanze per cercare se avevano qualcosa nelle borse, nel portafoglio con cui potessero aiutare quel pastore. E la chiesa non era una chiesa, ma l'auditorio, si può dire così, si è svuotato. Tutti sono andati nelle loro stanze per cercare qualcosa da cui offrire, per aiutare quel pastore. Circa 15 minuti dopo sono tutti rientrati, abbiamo fatto una raccolta. E la nostra speranza è che Dio potesse benedire in modo in cui quei giovani lì, quei 300 giovani più o meno, fossero in grado di aiutarlo a pagare l'intera riparazione di quell'auto. Mentre lui predicava, abbiamo messo qualcuno a conteggiare quella raccolta perché volevamo dare la notizia a lui. E alla fine abbiamo avuto il privilegio di dire che lui non soltanto avrebbe potuto riparare l'auto, ma addirittura comprare un'altra, molto più nuova di quella che aveva. Come? Io sinceramente non ho idea, perché in Brasile le auto costano, ma era per l'opera di Dio e è stato Dio a fare quell'opera. Quel 300 giovani più o meno, con tutta sicurezza, hanno dato a quel pastore tutto quello che avevano, ciascuno di loro, perché in quel momento lì avevano capito che loro non avevano veri motivi da cui preoccuparsi. Loro dovevano partecipare alla sofferenza di quel nostro fratello, che aveva perso l'unico strumento che aveva per portare le persone della sua chiesa al culto. E una volta parlando con una giovane qui della chiesa di Treviso, lei mi ha raccontato una cosa che poi è rimasta al mio cuore. Mi ha detto che più di una volta aveva sentito delle persone in chiesa che dicevano che non era necessario dare la decima, ognuno dava quello che voleva, se voleva o quando voleva, ognuno faceva al modo suo e non era una cosa da cui preoccuparsi. Io non so se è proprio così, spero di no, sinceramente. Questo argomento delle decime è un argomento delicato, ma vorrei magari provare a portare un po' di luce se forse c'è qualcuno qui che ha un dubbio su questo argomento. La decima o la decima parte, o il 10%,
era l'unità di misura utilizzata in quell'epoca, ma non è mai stato il tutto di quello che consegnavano, che restituivano, perché la decima, in realtà la decima non si dà, non si dona, non si paga, la decima si restituì. Noi restituiamo a Dio un po' di tutto quello che Lui ci ha dato. E era semplicemente un'unità di misura. Ma Lui non davano soltanto una decima, loro dovevano dare una ai Leviti, loro dovevano dare un'altra per le organizzazioni delle feste, poi c'era un'altra ogni 3 anni che se dividiamo sarebbe 3,33, siamo già al 23,33%. Se mettiamo insieme alle offerte arriviamo tranquillamente a 25%. Nell'Antico Testamento loro consegnavano circa 25% di tutto ciò che ricevevano. E noi quando parliamo di 10% a volte crediamo già essere troppo. Ma nel Nuovo Testamento parla qualcosa? Sì. In 1 Corinzi 16 c'è il testo. Sì. Quanto poi, questo è Paolo parlando alla Chiesa dei Corinzi, quanto poi alla colletta per i santi, cioè per la Chiesa, il popolo di Dio, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi metta da parte a casa ciò che potrà secondo la prosperità concessali, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Quindi Paolo dice che le offerte devono essere con una frequenza stabilita, lui dice una volta alla settimana, in base al reddito, e che loro dovevano avere là già la somma in anticipo. Cioè non aspettate che succeda qualcosa per farlo, dovete farlo sempre, con frequenza, d'accordo con il vostro reddito, e deve essere tutto pronto, perché quando arriverò io e quei soldi Paolo utilizzava proprio per l'opera di Dio, deve essere già tutto pronto. Il Nuovo Testamento non utilizza un'unità di misura, non parla date una decima, 2 decime o 3 decime, ma dice che deve essere con frequenza, in base al reddito, deve essere fatto in anticipo, con generosità e con sacrificio. Leggiamo il testo di Filippesi 4, da 14 a 19. Non di meno, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione, e questo abbiamo parlato un po' prima, che come Chiesa dobbiamo far parte della sofferenza dei nostri fratelli. Dobbiamo condividere la loro sofferenza. È questo che Paolo sta dicendo. Avete preso parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, o Filippesi, che quando cominciai a predicare l'Evangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica, e Paolo a Tessalonica è stato perseguitato, ha dovuto scappare, mi avete mandato una prima e poi una seconda volta di che sovvenire al mio bisogno. Non già che io ricerchi dono, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e abbondo. Sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafrodito, una terza volta, quello che mi avete mandato, e che ha un profumo d'onor suave, un sacrificio accettevole, gradito a Dio. Il mio Dio soddisfarà abbondantemente ogni vostra necessità, secondo le sue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù. La Chiesa di Filippi ha sostenuto Paolo in suo ministero per almeno 3 volte e, come proprio Paolo ha detto, ha partecipato alla sua sofferenza. E è questo il nostro ruolo come Chiesa. Soprattutto partecipare alla sofferenza gli uni dell'altro, ma non solo, anche alla nostra comunità, anche nel mezzo in cui ci siamo inseriti. Ebrei 13,16 dice: non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, perché è di tali
sacrifici che Dio si compiace. In 1 Timoteo 6, 17 a 19 dice: a quelli che sono ricchi, e qui Timoteo, un giovane pastore, Paolo dando istruzioni a quel giovane pastore che stava assumendo una chiesa, di come dovrebbe comportarsi. E Paolo dice a Timoteo: a quelli che sono ricchi in questo mondo, ordina che non siano d'animo altero, che non ripongono la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze. Esattamente quello che abbiamo visto l'uomo della parabola fare. Ma in Dio, il quale ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo. Che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare, a far parte del loro avere, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, per conseguire la vera vita. Ah, Giuda, ma che cosa c'entra la decima con quello di cui stavamo vedendo stamattina, quel testo di Luca? C'entra che è la mancanza di fiducia in Dio quello che ci porta a radunare o a accumulare invece di condividere. È per la nostra mancanza di fiducia in Dio che ci comportiamo come da egoisti, che molte volte ignoriamo le necessità dei nostri fratelli, le necessità della nostra Chiesa, non dico esclusivamente di questa Chiesa, ma in modo generale. Molte volte magari riusciamo a vedere che la Chiesa ha bisogno di qualcosa, non lo so, una nuova chitarra. Io ce l'ho una nuova casa che non so suonare, so che la Chiesa ha bisogno e cosa faccio? Tengo per me, perché è più bello averla appesa sulla parete della mia stanza magari. È la mancanza di fiducia in Dio che ci porta a agire in questi modi. Non possiamo permettere che le nostre preoccupazioni, la nostra ansia ci impedisca di sostenere l'opera di Dio. Così come quelle chiese hanno sostenuto Paolo, anche noi dobbiamo sostenere sia la nostra Chiesa che i nostri fratelli. Il verso 34 del testo di Luca dice: perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà il vostro cuore. Lo stesso testo sul libro di Matteo, l'ultimo verso, che è il verso 24 del capitolo 6, finisce così: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire a Dio e Mammona. Mammona è una parola di origine aramaica che significa la personificazione delle ricchezze, dei soldi. Quindi, in altre parole, quello che Dio sta dicendo, che Gesù sta dicendo, è: voi non potete servire a Dio e al denaro. Abbiamo visto quindi che se il problema del testo è che la preoccupazione è un riflesso della nostra mancanza di fiducia in Dio, e l'azione di Dio, la sua grazia, è che possiamo fidarsi che Lui si prende sempre cura di noi, possiamo dire che il terzo punto, che è la nostra missione come Chiesa, è che dobbiamo essere un mezzo attraverso il quale Dio si prende cura del suo popolo. Il problema del testo è che la preoccupazione o l'ansia è un riflesso della nostra mancanza di fiducia in Dio. La grazia è che possiamo fidarsi e stare tranquilli che Dio si prende sempre cura di noi con quello che abbiamo veramente bisogno. E il nostro obiettivo come Chiesa è che dobbiamo essere un mezzo attraverso il quale Dio si prende cura del suo popolo. Per finire, vorrei condividere con voi una frase che spesso è attribuita a C.S. Lewis, non so se conoscete, l'autore delle Croniche di Narnia. È così che si dice in italiano?
spesso attribuita a lui quando si trova sull'internet, ma non c'è in nessuno dei suoi libri, quindi non si sa esattamente chi è l'autore di questa frase, che dice: la preoccupazione è una conversazione che fai con te stesso riguardo a cose che non puoi cambiare, e la preghiera è la conversazione che fai con Dio riguardo a cose che Lui può cambiare. Fratelli, stamattina il mio desiderio è che possiamo tutti uscire di qui, soprattutto dando priorità al regno di Dio, essendo in grado di lasciare alle spalle le nostre preoccupazioni, le nostre ansietà, confidando che Lui si prenderà sempre cura di noi e sostenendo la sua opera. Che Dio ci benedica. Padre, grazie Signore per questo privilegio di ascoltare la Tua parola e sentirti parlare al nostro cuore in modo individuale, d'accordo con le nostre necessità, conoscendo i nostri errori, le nostre mancanze, e insegnandoci, Padre, che Tu possa trasformarci, trasformare il nostro cuore, che possiamo essere sempre più vicino a Te, più vicino a Gesù, riconoscendo che abbiamo tanto da imparare, tanto da migliorare nelle nostre vite. Che possiamo uscire di qui stamattina disposti a sostenere la Tua opera nella nostra Chiesa e in tutto il mondo, Padre. In nome di Gesù. Amen. E adesso avremo il nostro momento di decime offerte, quindi vi chiedo di alzarvi in piedi. E niente, penso che Junior abbia già detto tutto a riguardo, sinceramente. Cantiamo. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia Tua, il Tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la Tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gloria
ritornate questa mattina. Signore, ti ringrazio per ogni mio fratello e ogni mia sorella che ha potuto contribuire a ciò. Signore, ti chiedo che tutto ciò venga gestito secondo la tua volontà, solamente per la tua opera, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Prima degli avvisi, nel frattempo vi potete accomodare, vorrei chiamare qui davanti Giada per parlarci dell'uscita che ha avuto con alcuni ragazzi, centro di Treviso, ieri pomeriggio. Hanno fatto questa evangelizzazione del quale vi parlerà meglio. E invito tutti i ragazzi che hanno partecipato e anche i fratelli che sono venuti in piazza a pregare per noi a venire qua insieme a me. Qui vedete una parte di alcune persone che erano lì ieri e intanto sono molto grata per i fratelli che sono venuti a sostenerci in preghiera, a essere di incoraggiamento. Grazie mille per la vostra presenza e ringrazio anche la Chiesa che ha pregato in questo mese per noi, per questo evento. Grazie perché il Signore ha risposto e abbiamo potuto davvero vedere la mano del Signore in questa giornata. Quindi ringrazio molto per chi ha speso un attimo del proprio tempo per poter pregare per noi. Vorrei darvi una piccola testimonianza di questa evangelizzazione, non solo perché Dio ha benedetto in tu per tu quando parlavamo per le persone, ma Dio ha benedetto in ogni piccola cosa. Solo il fatto che il giorno prima c'era la tempesta a Treviso e il giorno dopo c'era un sole che splendeva, già questa era una piccola benedizione. E un'altra cosa che il Signore proprio mi ha consolato il cuore era che già da una settimana, la settimana prima insomma dell'evento, solo 5 persone mi avevano dato la disponibilità della loro presenza e allora ho detto no Signore, io voglio di più, so che tu puoi darmi di più. Allora ho chiesto Signore che tu possa moltiplicare queste 5 persone come hai fatto con i pani e i pesci, però gli ho detto tu so che farai di più di quello che ti chiedo, però intanto dammi 10 persone e posso confermarvi che c'erano 13 ragazzi che sono venuti a evangelizzare con una passione, con un amore, parlando di quello che Dio aveva fatto nelle loro vite alle persone. Abbiamo parlato con tantissimi giovani e tantissime persone erano interessate ad ascoltare la parola di Dio, tantissime persone volevano ricevere preghiera, tantissime persone erano interessate a quello che stavamo dicendo. Quindi questo è anche un incoraggiamento. Non è vero che l'Italia ha il cuore chiuso per il Signore, non è vero che il Veneto ha il cuore chiuso per il Signore, non è vero che Treviso ha il cuore chiuso per il Signore. Abbiamo trovato tantissimi giovani che erano disposti a ascoltare la parola di Dio, quindi è un invito anche per un futuro evangelizzazione, per chi non è potuto venire, per chi non è venuto, partecipate perché il Signore ci ha usato in un modo stupendo e continuerà a farlo quando ci metteremo insieme per fare la sua opera, quindi questo è un incoraggiamento. Non so se qualcuno dei ragazzi vuole dare una piccola parola, una piccola testimonianza. Pace a tutti, per quanti non mi conoscono io mi chiamo Rose e io e mia sorella ci siamo unite ieri appunto al gruppo Agamove per evangelizzare per le strade. È stato molto molto bello, era da un po' di anni che non lo facevamo per vari motivi, ma è stato bello poter pregare principalmente per quei ragazzi. Era pieno di giovani,
Io non immaginavo che a quell'orario avremmo trovato tutte quelle persone, avevamo pianificato di arrivare alle 3, poi cercando parcheggio ci abbiamo messo un'ora, siamo arrivati alle 4, però era veramente pieno di giovani e di famiglie. Siamo andati dai ragazzi, dalle ragazze, abbiamo iniziato a parlare dell'amore di Dio, visto che c'era il tema del San Valentino, e poi concludevamo con una preghiera e loro erano rispettosi e accoglievano quello che noi dicevamo. Non abbiamo trovato ostilità. Questo mi ha sorpreso e mi ha fatto provare tanta gioia, perché è bello poter andare da giovani adolescenti, parlare di Dio apertamente e tranquillamente. Siamo una delle poche nazioni dove si può tenere una Bibbia in mano e parlare di Dio senza la paura di essere ammazzati. Quindi questa è una grazia che abbiamo, un'opportunità che abbiamo, quella di andare e parlare del Signore. Come ho detto anche a Giada, non vedo l'ora che ce ne siano altre, perché è bellissimo poterlo fare insieme. Eravamo una bella squadra, alcuni di noi non si conoscevano e dopo ieri abbiamo stretto un sacco, perché sono occasioni sia per il gruppo di unirsi, ma anche proprio per portarne altri, non a noi, ma a Dio. E noi siamo stati solo dei canali, degli strumenti, e sicuramente le prossime volte vogliamo molti altri inclusi ai nostri. Che Dio vi benedica. Ciao Chiesa, mi chiamo Federico e faccio parte ormai da quando sono piccolo in questa Chiesa. Io non ho mai partecipato a un lavoro così, cioè un'evangelizzazione, e non sono mai andato in giro a parlare di Dio. Sono sempre stato in chiesa e a vedere gli altri farlo, perché conoscevo comunque questo mondo. E per la mia esperienza, per la prima volta, è stata veramente bella, perché non pensavo che così tanta gente voleva ascoltarci, voleva conoscere di più su Dio, su Gesù. E ho incontrato diverse coppie, sia di ragazzi che di ragazze, con cui potevo parlare della mia età, ma anche più grandi, che ti ascoltavano comunque, anche se la differenza di età. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché ho scoperto un mondo fuori dalla Chiesa che è totalmente diverso, che c'è gente che veramente non conosce niente, ma proprio niente della Chiesa o della Bibbia, e è stato bello parlarne un po' e far conoscere per la prima volta questo mondo. E ringrazio Giada che ha organizzato questo, la Chiesa anche che ha pregato per tutti noi, e grazie a tutti. Vive, non si è rotta, tranquilli, tutto a posto, ha vissuto di peggio, credo. Ringraziamo i nostri coraggiosi fratelli per l'impegno dimostrato ieri. Prova? Sì? Solo mi dispiace. Dopo il tecnico del suono mi prende appena esco, pam, sulle ginocchia. No dai, mi dispiace, spero mi potrai perdonare. E chiudo molto velocemente con qualche annuncio. Martedì, non so se avete visto nei nostri gruppi WhatsApp delle diverse sedi, ospiteremo qui in questa chiesa alle 8:30 di sera un incontro ecumenico incentrato sulla Pasqua. Ok? Questo fa parte di una lunga serie di incontri che stiamo avendo con le svariate denominazioni, le svariate confessioni di fede che abbiamo qua vicino, e sarebbe davvero molto bello dimostrare appoggio per questa iniziativa venendo qui martedì alle 8:30. Poi sabato, andando avanti in ordine cronologico, sabato 22, se non mi sbaglio,
qui avremo il nostro incontro delle giovani coppie sposate. Per qualsiasi informazione vi potete rivolgere a qualsiasi coppia sposata per poi darvi più dettagli, ma sabato qui sarà subito dopo l'Agamove, durante i nostri piccoli gruppi, incontro delle giovani coppie sposate. Infine, 16 marzo, domenica 16 marzo, vi invito a segnarvelo per benino nel calendario, perché qui alle 10:30 faremo un culto un po' particolare, perché celebreremo l'anniversario di questa chiesa. 16 marzo, quest'anno facciamo 24 anni di Chiesa Battista Agape, è davvero una bellissima occasione con il quale riunirci, con il quale festeggiare, con il quale avere anche una, ammettiamolo, scusa per mangiare, bere, parlare, perché non ho mai visto un incontro fra dei fratelli battisti che non finisce in cibo, che non finisce in qualcosa da bere, che non finisce in conversazioni che tirano avanti per qualche ora. A me piace così, non so voi, spero che anche a voi piaccia così. Ok? Perciò i nostri prossimi appuntamenti sono martedì alle 8:30 di sera, l'incontro ecumenico qua in chiesa, sabato alle 8 più o meno, alle 7 qualcosa, abbiamo l'incontro delle giovani coppie sposate, e domenica 16 marzo, qui sempre alle 10:30, il nostro anniversario della Chiesa Battista Agape. Credo di aver detto tutto. Abbiamo il nostro ministero dei bambini che sta cercando collaboratori, in particolar modo uomini, mancano uomini nel ministero dei bambini, perciò papà fatevi avanti, chiunque di voi voglia fare esperienza, chiunque di voi voglia anche conoscere questo aspetto della Chiesa può parlare con Emanuele, che purtroppo stamattina non è qui, o comunque qualcun altro che fa parte del ministero dei bambini. Abbiamo anche il nostro, naturalmente, ministero sociale, per il quale potete parlare con Maggie, potete parlare con Isabella, che oggi non c'è, credo. Sì, ok, in caso parlate con Giada, per formare gruppi, per portare questi pacchi alimentari, per portare la parola di Dio e anche per donare, capire effettivamente cosa donare, che siano vestiti, che siano beni di prima necessità, che sia cibo, che sia qualsiasi cosa. Detto tutto? Sì? Giusto? Mi arriva conferma? Ottimo. Per chiudere vi invito ad alzarvi in piedi e pregare per chiudere il nostro culto, ringraziando il Signore per questa opportunità che abbiamo di riunirci senza subire persecuzione, senza dover preoccuparci effettivamente della nostra vita, come ha detto la sorella. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata, per questa opportunità, per questo culto che abbiamo potuto offrire a Te. Padre, ti vogliamo ringraziare per le nostre vite e per tutto quello che Tu ci doni giorno dopo giorno. Noi Ti lodiamo e Ti celebriamo perché solo Tu sei degno della nostra lode e Ti chiediamo, Padre, che Tu ci possa benedire adesso per il nostro ritorno a casa e durante tutta la settimana, in modo che la Tua parola ci possa sempre accompagnare. Tutto questo Ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica e Dio vi benedica.